Amici e amiche di Directa Sport, buon pomeriggio da Nuoro, buon pomeriggio dallo Stadio Frogheri, dove tra qualche istante trasmetteremo il posticipo della settima giornata del campionato di eccellenza tra Nuorese e Budoni. Davide contro Golia, perché la Nuorese guarda tutti dal basso verso l'alto, essendo ultima a un punto in compagnia del Monastir. Davide contro Golia, perché il Budoni guida il campionato con 18 punti, frutto di 6 vittorie in altrettanti incontri, perché il Budoni vuol far meglio delle 6 vittorie consecutive dello Stintino nella stagione 2017-18 e delle 10 consecutive del Tortolì nella stagione 2016-17, perché il Budoni vuole onorare il proprio presidente Salvatore Marroni, prematuramente scomparso, ma che oggi certamente è qui a Nuoro, è qui sopra il Frogheri, e se non si fa vedere certamente si fa sentire con questa dolce pioggia che accarezza i 22 in campo e soprattutto gli 11 bianco-azzurri. Potrebbe però non essere un Davide contro Golia, perché la Nuorese in 4 incontri ufficiali col Budoni in casa non ci ha mai perso. E allora, da Giacomo Occhedo e Marcello Pontis, di nuovo buon pomeriggio amici e amiche di Directa Sport e buona Nuorese Budoni. Squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo in questo momento, accolte dagli applausi del pubblico. Nuorese in campo con Calia, Di Nardo, Piriottu, De Vitis, Rantuccio, Bussu, Loi, Puddu, Dem, Cocco e De Murtas. A disposizione di mister Picconi ci sono Bandinu, Mastio, Zola, Cau, Piu, De Sis, Saba e Solinas. Nel Budoni, Faustico, Elcadi, Diop, Scioni, Farris, Caparros, Steri, Dominguez, Meloni, Vigia e Santoro. A disposizione Riccio, Mereu, Henaini, Zullo, Greco, Lancioni, Diaie e Cricchio. Mister Raffaele Cerbone. Il direttore di gara è Andrea Senes di Cagliari, assistenti Nicola Azzori e Giuseppe Puddu di Oristano. Tra pochissimi istanti sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Salvatore Marroni, presidente scomparso del Budoni. Ovviamente anche noi rispetteremo questi 60 secondi silenziosi. Squadre pronte al cerchio del campo, tutti in piedi, c'è il minuto di silenzio. Grande commozione in casa Budoni per questi 60 secondi di silenzio. Ovviamente anche il pubblico di Nuoro ha risposto con un applauso quantomeno commovente. Tutto pronto per cominciare. Nuorese contro Budoni, con la Nuorese che si schiera in questa prima frazione sulla parte destra del campo, Budoni dall'altra parte con una maglia scura. Particolare segno del destino: durante il minuto di silenzio non è piovuto per un istante, ha ripreso a piovere adesso. Il primo a toccare il pallone sarà Vigia del Budoni. Partiti in questo momento, Nuorese contro Budoni. Buona partita a voi in collegamento. Il Budoni subito che prova a venire in avanti con questo lancio però sbagliato, e allora rimessa dal fondo in favore della Nuorese. Calia vestito interamente di verde, anche i calzettoni sono verdi, rimette in gioco il pallone, terreno ovviamente in condizioni abbastanza pesanti, piove ininterrottamente da 2 ore, piovuto anche in maniera piuttosto abbondante. Adesso bello questo passaggio verso Cocco, che però non è riuscito a intercettare. Avevamo appena finito di dire che il terreno era in condizioni problematiche e i giocatori della Nuorese hanno avuto modo di accorgersene immediatamente. Allora il Budoni in possesso di palla, la propria mediana. Budoni che dopo questo posticipo
osserverà un turno di riposo nel prossimo incontro, quindi nella prossima giornata, meglio, l'8ª di campionato. Ricordo che in questa 7ª invece a riposare il Sassari Calcio Latte Dolce, quindi il Budoni in caso di risultato positivo andrebbe ad allungare sulla diretta inseguitrice, e poi il Budoni, quando tornerà in campo, quindi alla 9ª giornata, quindi tra 10 giorni, affronterà proprio il Latte Dolce in trasferta. Sarà un tour de force quello per la formazione bianco-azzurra, perché poi appena 2 giorni dopo sarà di nuovo in campo, questa volta per la Coppa Italia, in casa del Taloro Gavoi, quindi qui vicino sostanzialmente. Rimessa laterale in zona d'attacco a favore del Budoni, se ne va a incaricare El Cadi. El Cadi che giocherà presumibilmente la palla corta, anzi no, prende un'adeguata rincorsa e spedisce direttamente dentro l'area. Buon gioco però la retroguardia della Nuorese soltanto per un attimo. Recupera il pallone il Budoni con Diop sulla corsia di sinistra, seguito a 2 avversari, si libera bene del pallone. Adesso El Cadi supera un avversario, poi va a cercare e trovare il compagno, il pallone per Santoro, il traversone con palla messa nel mezzo, nessuno che ci arriva, traversone da parte di Steri, intendeva servire Meloni, pallone però lungo. Nuorese che adesso vuole ripartire sulla corsia di destra con questo bel servizio in orizzontale, sfumato per un attimo, poi Cocco prova a vincolarsi il destro, pallone che termina di poco sul fondo. Primo vero tentativo della partita della Nuorese, a dimostrare che la formazione di casa non ci sta. A fare da vittima sacrificale in questo incontro tra ultima e prima della classe. Budoni di nuovo in possesso di palla, potete osservare il rimbalzo molto particolare che ha il pallone, continua a piovere qui a Nuoro. Recupera il pallone la formazione di casa e lo fa con il suo numero 6 Bussu. Poi gioca la sfera sulla sinistra a beneficio di De Murtas che se ne divincola benissimo per Cocco. Il lancio lungo da parte di Cocco a cercare il compagno, pallone che rimbalza sul terreno di gioco viscido quanto umido, e di fatto fa un favore a Faustico, che riesce ad arrivare sulla palla al limite della rete di rigore. Ancora però Nuorese in possesso di palla, è partita bene la formazione di Picconi. Adesso rischia però al limite della propria area, riconquista il pallone il Budoni che entra in area di rigore, la conclusione da parte di Meloni con pallone che si perde di poco sopra la traversa, la risposta del Budoni alla conclusione insidiosa da parte di Cocco. Neanche 5 minuti di gioco e già 2 pericoli, uno per parte. Pronto Calia ad andare al rilancio, corto, pallone per De Vitis, lancio lungo, tendeva ovviamente a servire un compagno, invece la Nuorese si rimpossessa della palla, al limite della propria area De Vitis allontana non benissimo, pallone sporco questo posseduto ancora dalla Nuorese. Si guadagna una rimessa laterale sulla propria metà campo dalla destra. C'è un giocatore del Budoni a terra, nel frattempo si rialza in questo momento. Dovrebbe trattarsi esattamente di Diop. Altra rimessa laterale per la Nuorese, che prova a guadagnare metri in zona d'attacco. Ricordo ancora una volta che in 4 precedenti, questo è il quinto, il Budoni non ha mai vinto qui a Nuoro, e questo rende l'incontro per la capolista ancora più difficile. Capolista stessa che adesso si va a guadagnare un calcio di punizione nella propria tre quarti, già battuto.
Budoni in possesso della propria metà campo. Attenzione a questo lancio lungo che intende servire Meloni. Recupera il pallone soltanto per un attimo però la Nuorese. Adesso pallone che viene smistato a centrocampo. Forse qui c'era un fallo commesso su Dem. Che rimane infatti a terra. E allora vediamo se il direttore di gara Senes fermerà il gioco, e così infatti vuole sincerarsi delle condizioni del numero 9 della Nuorese. Gioco fermo al Frogheri. Si riparte con una rimessa laterale per la formazione di casa, battuta in questo momento. Male però, e allora può ripartire il Budoni, lo fa con Santoro sulla corsia di destra, la sua pedalata, arriva fino in fondo, prova a saltare l'avversario, non ci riesce, almeno per un attimo la Nuorese riesce a salvarsi per il rotto della cuffia in questa circostanza. E tra l'altro la formazione di casa con un pizzico di fortuna si guadagna anche la rimessa laterale nella propria metà campo. Pronto ad andare alla battuta è Piriottu. 8 di gioco, sempre 0-0 al Frogheri. Eccolo qui Piriottu, palla per Diop. Si alza un campanile con la Nuorese che rimane in possesso. Budoni che riconquista il pallone. El Cadi. L'ultimo tocco è stato il suo, per cui rimessa non è d'accordo l'assistente. E nel frattempo, proprio qui sotto la nostra postazione, uno spintone da parte di El Cadi su Coco. Fortuna non ne nasce niente di negativo. Con la Nuorese che riconquista palla per un attimo, è sfortunatissimo però De Murtas, perché il pallone lanciato da un suo compagno di squadra gli sbatte sulla nuca e termina in fallo laterale. Rimessa che sta per essere battuta dal Budoni, dalla destra. El Cadi a cercare Steri. Nuorese che riesce a liberare, sia pure con un leggero affanno. Diop finisce giù, tutto regolare per il direttore di gara. Non è d'accordo il pubblico del Frogheri. Diop. In possesso il Budoni sulla corsia di destra. Sta sventagliata dall'altra parte la Nuorese che per un attimo riconquista il pallone. In queste prime battute sembra di capire palesemente che la parità verrà fatta dal Budoni, mentre la Nuorese agirà in ripartenza. Nuorese che cerca ancora la prima vittoria stagionale. Bottino casalingo che non è particolarmente confortante, almeno fino a questo momento, per le formazioni di Picconi. De Murtas per il compagno e Coco che prova a lanciare Dem. Ottimo in questa circostanza il difensore del Budoni. Nel frattempo c'è un fallo commesso da Piriottu sulla corsia sinistra. Il numero 3 verde-azzurro non è particolarmente d'accordo. Senes chiama a suo cospetto proprio Piriottu insieme a El Cadi. Sta facendo capire ai due che alla prossima scatterà il cartellino giallo. Budoni pronto alla battuta di una punizione dalla propria tre quarti, lancio lunghissimo. Cercare le punte. Steri prova ad arrivare sul pallone, non ci riesce. Il Budoni riesce comunque però a restare in zona offensiva, guadagnandosi una rimessa laterale che è già stata battuta da El Cadi. Sbagliata però, pallone che non ha raggiunto Santoro. Pallone stesso che è terminato sul fondo. Rimessa a favore della Nuorese.
Pronto Calia alla battuta. Anzi no, lascia il compito al compagno, tant'è Nuorese che rimane in possesso di palla, poi qui c'è Senes che tocca il pallone, allora è costretto a fermare il gioco, si ripartirà comunque con la Nuorese in possesso di palla, va detto Nuorese che comunque era rimasta in possesso. Pioggia che ha dato un pochino di tregua ai 22 giocatori in campo. Cocco in possesso sulla sinistra, non occhiata al posizionamento dei compagni, poi preferisce partire da dietro. Piriottu, di nuovo Cocco, ancora Piriottu, pallone per De Murtas, riesce a tenere il pallone incollato ai piedi, poi ne salta in bello stile 2, ancora lui, la gioca per Cocco. Cocco che poi cambia tutto dall'altra parte, passaggio però parso leggermente fuori misura, infatti controlla bene Diop, poi cadendo sul terreno di gioco sembra anche essersi fatto male Diop, che evidentemente ha sbattuto con la schiena nella piccola ringhiera, se così si può definire, che delimita il campo di calcio 11 con la pista di atletica. Si è rialzato però il numero 3 del Budoni. Ha ripreso a piovere nel frattempo. Dem, cercato lui, anticipato. Allora Budoni che gestisce il pallone e lo fa proprio con Diop, che chiama in causa il proprio portiere, Faustico. Riparte la formazione ospite, o quantomeno prova a farlo. Questo lancio lungo a cercare Steri. Su Steri forse c'è un fallo, non era Steri tra l'altro, ma bensì Santoro. Calcio di punizione a favore del Budoni da posizione interessantissima quando siamo arrivati al 13° della prima frazione. Siamo al limite della rete di rigore, leggermente decentrati sulla destra, ma si tratta di millimetri. Da quella posizione può andare diretto in porta sia un mancino sia un destro, e staremo a vedere a chi spetterà l'incarico della battuta di questa punizione. Sul punto di battuta ci sono 2 giocatori, uno di questi è sicuramente Dominguez. Sta a capire chi è l'altro giocatore. Incaricato però sembra proprio Dominguez col mancino, staremo a vedere. Sta sistemando la barriera Calia, estremo difensore della Nuorese. Non semplice capire chi andrà alla conclusione. Quasi tutto pronto per la battuta. Sembrerebbe comunque Dominguez, come già detto poc'anzi. Stiamo a vedere. Anzi no, va il compagno alla conclusione, la palla che termina a centimetri dalla porta, a millimetri perché il pallone ha toccato l'esterno della rete. Punizione che era stata battuta da Santoro. Brivido per Calia e per tutta la Nuorese. Estremo difensore che posiziona il pallone ed è pronto a far ripartire la Nuorese. Dem riesce ad arrivare sul pallone, poi lo scodella in avanti. Nel frattempo però lo stesso centravanti della Nuorese aveva subito un fallo, per cui la formazione verdazzurra si guadagna, oltre che un calcio di punizione, guadagna anche metri in avanti. Cocco prova a superare l'avversario, ci riesce in bello stile pur rischiando qualcosa. Nuorese in avanti, perso però il pallone, potrebbe partire il contropiede del Budoni, immediatamente sventato da De Vitis. Ha spazzato il pallone in fallo laterale.
Non c'è stata deviazione, per cui si riparte con una rimessa a favore del Budoni. Battuta da Diop. Nuorese che riconquista però subito il pallone. Sta giocando una partita gagliarda, una partita orgogliosa la formazione padrona di casa. In possesso adesso il numero 2 del Budoni, si trattava esattamente di El Cadi, il suo traversone però sbagliato, rimane comunque in possesso la formazione biancazzurra, sia pure oggi sia in maglia nera. Meloni, pallone messo nel mezzo con la Nuorese che riesce ad allontanarlo almeno temporaneamente, pallone per Dem, che riesce a evitare benissimo due avversari, ancora lui, Cocco, fa salire con la maglia numero 3 Piriottu, ancora lui, forse ci mette un pochino troppo a passare il pallone, poi Cocco scatenato va a recuperare il pallone, anzi no, costui Cocco si libera benissimo di due avversari. Poi De Murtas, nel frattempo però il direttore di gara Senes ferma il gioco perché ha visto un intervento irregolare ai danni di Cocco, per cui calcio di punizione a favore della Nuorese alla corsia di sinistra. Andrà Cocco alla battuta, non c'è nessun giocatore però che attacchi l'area di rigore, anche perché va detto che la retroguardia del Budoni rimane altissima. Cocco prova a saltare l'avversario in quella zona di campo che è più mal ridotta per la tanta pioggia caduta nelle ore precedenti e che a tratti continua a piovere e che a tratti continua a cadere, pardon. Piriottu, pronto alla battuta della rimessa laterale dalla sinistra. Lì vicino c'è Cocco. Si avvicina anche Den. Servito il numero 9. Che prova a restare in possesso, non ha un buon controllo. Alla fine il Budoni ha buon gioco, riuscendo a recuperare il pallone. Lo fa con il suo numero 5 Farris, tra l'altro ex di turno. Ora però è la Nuorese invece che recupera il pallone. Cocco finisce giù, affrontato in maniera irregolare da Dominguez. Calcio di punizione per la Nuorese e vediamo cosa succede, perché i giocatori della Nuorese stanno anche chiedendo che il direttore di gara intervenga con una ammonizione. Al momento però Senes sembrerebbe indirizzato per una chiacchierata con il giocatore del Budoni. Punizione che sarà battuta da De Vitis. Dem al limite dell'area di rigore. De Vitis che la gioca corta per il compagno. Adesso con la maglia numero 6 Bussu. Bussu che manda al bar l'avversario, poi la mette nel mezzo! In traversone insidioso con Faustico che ha avuto necessità di uscire per andare in presa. Seguiamo adesso la transizione offensiva da parte del Budoni sulla corsia sinistra con la discesa tentata da Diop, che si guadagna una rimessa laterale nella metà campo avversaria. Siamo appena entrati nel 20° minuto del primo tempo, per cui siamo vicinissimi alla metà della prima frazione. Proprio Diop andrà alla battuta di questa rimessa. Scodellata al limite dell'area con la Nuorese che almeno per un momento recupera il pallone. Ancora i verdazzurri. Adesso di nuovo però il Budoni. Diop
corsia di sinistra, la palla messa nel mezzo, insidiosa con la retroguardia della Nuorese che in qualche modo riesce ad allontanare, pallone che però rimane lì, si alza un campanile con la retroguardia della Nuorese, si appura affannosamente che riesce a uscire, palla al piede, ancora Budoni però, El Cari sulla corsia di destra, pallone messo nel mezzo con questa deviazione, deviazione che era stata di Di Nardo con pallone che è arrivato comodo tra le braccia di Calia, pronto al rilancio il numero 1 della Nuorese. Sempre 0-0 nel posticipo della settima giornata del campionato di eccellenza. Lancio lungo da parte di Calia. Pallone per De Murtas che se ne va benissimo, due avversari, ancora un fallo da parte di Dominguez. Calcio di punizione per la Nuorese con Cocco che è pronto ad andare alla battuta. Cocco che la scodella nel mezzo a cercare Dem, lo stop col petto, ancora lui prova col tacco, c'è una deviazione, pallone che rimane lì, Dem finisce giù e poi il direttore di gara Andrea Senes della sezione di Cagliari fischia un fallo in attacco probabilmente commesso proprio da Dem che evidentemente aveva stoppato il pallone con l'aiuto del braccio. Dominguez, pur rischiando, fa servire il compagno, alza il baricentro il Budoni. La formazione ospita, questa conclusione, il Budoni è in vantaggio al minuto numero 22, l'autore del gol Santoro, 22esimo, Nuorese 0, Budoni 1, ha segnato Santoro. Vantaggio che arriva al termine di un'azione cominciata dalla fascia destra, pallone arrivato sul lato sinistro in area per Santoro che col mancino ha fulminato con un diagonale imprendibile Calia, quindi alla metà esatta della prima frazione perché il gol è arrivato al 22esimo e 30 secondi. Budoni in vantaggio, capolista in vantaggio. Vantaggio, va detto, molto sofferto perché in questi primi 20 minuti si era fatta preferire, va detto, la Nuorese. Cocco prova a reagire la formazione verde-azzurra. Pallone per De Murtas. De Murtas affrontato a due avversari, prova a scendere. Pallone messo nel mezzo, esattamente da Piriottu. Ci arriva senza alcuna difficoltà Faustico. Riparte il Budoni. Chiaramente ora potrà giocare con molta più tranquillità la forza della capolista che si era fatta vedere soltanto una volta pericolosamente dalle parti di Calia. Le è bastato mettere un pallone pericolosissimo in area di rigore per portarsi in vantaggio e questo è chiaramente un gol pesantissimo anche in chiave classifica perché costringe il Latte Dolce, ovviamente dovesse finire così, ad andare ad espugnare il campo polese di Cagliari dove gioca la Ferrini e dove il Latte Dolce per l'appunto sarà ospite domenica pomeriggio per provare a rendere più avvincente lo scontro diretto in programma tra 10 giorni. Dem prova ad arrivare sul pallone, tornare in fretta e furia. La retroguardia del Budoni per evitare guai ed esattamente con il numero 6 Caparros. Budoni che attacca e si guadagna una rimessa laterale dalla corsia di sinistra. Ancora Budoni che rimane in attacco. Per Santoro si tratta Giacomo Santoro, si tratta del quarto gol in questo campionato. Agguantato via, che però ha due rigori
Budoni che continua ad attaccare con questo traversone, palla che rimane lì, ancora Santoro per il compagno, cosa si è divorato? Cosa si è divorato il Budoni con Vigia, che dal lato sinistro in area di rigore è andato col piatto destro a mezza altezza, pallone sul fondo di niente, Budoni vicinissimo al raddoppio al 26esimo minuto di gioco della prima frazione. Nuorese che sembra aver quantomeno leggermente subito il contraccolpo dal gol subito. Nuorese, pardon, non Budoni. Formazione verde-azzurra che adesso viene in avanti, prova a guadagnarsi un calcio di punizione Dem, senza riuscirci. Un solo precedente nel campionato di eccellenza tra le due squadre, qui a Nuoro, quello dello scorso 12 marzo, con il match che terminò 0-0 qui allo stadio Frogheri, 0-0, che non si può ripetere ovviamente in nessuna maniera. Nei 4 precedenti, va detto, il Budoni ha sempre segnato non più di un gol. La stagione 2017-18 1-1, rete di Kassama, e nella stagione 2014-15 nella sconfitta per 3-1, gol di Kappai. Calcio di punizione già battuto dal Budoni. In possesso di palla Farris, ex di turno. Lancio lungo. Cercare il compagno, trovato. Steri. Prova a giocare la palla su Meloni. Anzi su Santoro, pardon. Autore del gol partita fino a questo momento, ma è ovvio che è prestissimo. Rese che recupera il pallone. De Murtas. In mezzo a 3, prova a sfuggire ai primi 2, ci riesce, non al terzo, era esattamente Steri che gli ha rubato il pallone. Diop. Pallone per Farris. Lancio lungo. Con la Nuorese che recupera il pallone soltanto per un attimo, però. Dominguez va a cercare e trovare alla sua sinistra Diop. Nuorese che adesso riesce a recuperare il pallone e lo perde però subito con è parso il numero 7, è evidente però che mi sia sbagliato visto che il numero 7 è in panchina. Dem finisce giù, calcio di punizione a favore della Nuorese dalla propria metà campo. È probabile però che il direttore di gara abbia fischiato il fallo precedente. Battate. Calcio di punizione in favore della formazione di casa. Quando siamo alla mezz'ora, il parziale è di 1-0 per la squadra del Budoni grazie alla rete messa a segno da Giacomo Santoro. Calcio di punizione battuto in questo momento. Cercato Dem. Passaggio però sbagliato e allora il Budoni, è meglio la retroguardia del Budoni a buon gioco. Budoni che tornerà a giocare in casa praticamente a fine mese prossimo, dal momento che adesso è attesa da una doppia trasferta, come vi dicevo poc'anzi, prima quella col Latte Dolce e poi quella in trasferta, sempre in trasferta ovviamente, con il Taloro Gavoi di Coppa Italia. Rimessa laterale per il Budoni, se ne incarica El Cadi dalla destra. Il Cadi che fa giocare Santoro, la palla messa nel mezzo da Santoro, bloccata non senza un pizzico di apprensione da Calia. Eccola qui la
Nuorese in possesso. Sulla metà campo avversaria, Nuorese che però non riesce a costruire azioni di rilievo, almeno fino a questo momento. Tanta garra per la formazione verdazzurra, ma finisce lì. Nel frattempo Dem in evidente posizione di offside, che non sfugge all'assistente. Caso particolare quanto singolare il fatto che quando abbiamo oltrepassato la mezz'ora il punteggio a livello di calci d'angolo è ancora di 0-0. Budoni che attacca, lo fa con Diop sulla corsia di destra, pallone non toccato, Santoro la prova. Avevo appena finito di dire che non si erano guadagnati calci d'angolo e non si guadagna nemmeno adesso, perché probabilmente il pallone è terminato sul fondo laterale e non oltre la linea di fondo campo, ed è così infatti. Pronto El Cadi alla battuta della rimessa, una sorta di corner corto alla messa in area di rigore. Eccolo qui, il primo calcio d'angolo del primo tempo è a favore del Budoni. Alla battuta Andrea, l'autore del gol Santoro. Nel frattempo torna a piovere copiosamente. Santoro andrà col destro. Traversone nel mezzo, non lo tocca nessuno. Area di rigore. Che intervento da parte di Calia! Sul destro da parte di Vigia. Calia tiene in partita la Nuorese. Nuorese che adesso può partire in contropiede con questo passaggio però completamente sbagliato verso De Murtas. La Nuorese comunque è riuscita a trasformare un'azione da difensiva a offensiva, ma avrebbe potuto decisamente far meglio nella circostanza. Cocco prova a divincolarsi di un avversario, ci riesce, poi arriva di gran carriera Caparrios che spedisce la palla in fallo laterale. Bussu passaggio sbagliato, Faustico arriva comodo sul pallone. Budoni che prova a offendere con questo cost to cost strepitoso da parte di Caparros, però non si è inteso bene col compagno. Pallone che è terminato in fallo laterale. Ancora 10 minuti, poco più, da giocare per il primo tempo. Ricordo il parziale qui al Frogheri: Nuorese 0, Budoni 1. La decide il gol di Santoro al 22esimo minuto. Budoni in possesso sulla propria metà campo con El Cadi. Il Cadi che chiama in causa il proprio portiere Faustico. È comunque una Nuorese gradevole in questo primo tempo. Manca qualcosa probabilmente in attacco alla formazione verde-azzurra. La squadra vista quest'oggi, vista almeno fino a questo momento contro la capolista, non merita di occupare l'ultima posizione in graduatoria. Dominguez gestisce all'indietro a favore di Farris. Farris che lancia a lungo, sbagliando però. Allora Cocco che si divincola benissimo di un avversario, poi va a cercare e trovare il compagno con la maglia numero 5, era Rantuccio. Subito Budoni che va a riconquistare il pallone, lo fa con Sandro Scioni che finisce giù, guadagnandosi un calcio di punizione.
In possesso di nuovo di palla la Nuorese. Questo lancio a cercare Dem, che riesce ad arrivare sul pallone con un pizzico di fortuna, si libera bene di Dominguez, poi va a servire il compagno sulla corsia di destra, pallone adesso verso il numero 8, c'è un rimpallo. Si trattava esattamente di Puddu, non è ancora finita, la Nuorese che rimane in zona d'attacco con questo tentativo di passaggio filtrante verso Dem, che però non riesce, non capisce le intenzioni da parte del compagno, pallone che termina tranquillo, docile tra le braccia di Faustico. Trentasettesimo minuto di gioco. Nuorese che recupera il pallone con il proprio numero 5 Rantuccio, quasi si crea problemi da solo. Recupera di nuovo palla la Nuorese con Di Nardo. Adesso Dem, posizione irregolare quella del numero 9 verdazzurro, che era entrato in area di rigore, secondo fuorigioco. Segnalato la formazione di casa, non è particolarmente d'accordo la tifoseria verdazzurra. Farris, pallone per Caparros. Caparros che rischia qualcosa andando a duello con Dem. Ora però il Budoni ad attaccare con Calia, che sbarra la porta a Meloni, che era entrato in area prepotentemente dal lato sinistro. De Murtas. Coco. Porta un paio, poi l'errore clamoroso della retroguardia verdazzurra, pallone lì, Meloni, Calia ancora, Meloni, il salvataggio sulla linea da parte della retroguardia di casa, che qui però ha rischiato tantissimo e si stava facendo male da sola con l'errore capitale da parte di Piriotu, che stava regalando, letteralmente regalando il 2-0 alla capolista. E adesso ancora un errore da parte di Piriotu. Sbagliatissimo il suo lancio dall'altra parte. E allora Budoni, che usufruirà di una rimessa laterale dalla sinistra già battuta. Farris in possesso. E la fascia destra quella più ricercata dalla formazione ospite. Recupera il pallone solo per un attimo la Nuorese, poi Steri, ora Dominguez, quindi Farris. Farris che lancia a lungo a cercare un compagno con la retroguardia la Nuorese, che riesce ad allontanare sia pure con un attimo di apprensione. Diop. Se ne va benissimo un avversario, prova ad andarsene anche al secondo, ci riesce sulla corsia di sinistra, poi la Nuorese recupera il pallone, prova a imbastire la transizione offensiva. El Cadi recupera il pallone, Steri che va a cercare il compagno, lo trova, era Dominguez, se non ho visto male, anzi no, per l'esattezza era Scioni, il suo passaggio però sbagliato. Ora ha cercato Dem, anticipato da Caparros. Dominguez a cercare Diop, passaggio lungo ma numero 2 riesce comunque ad arrivarci. Farris. 5 minuti al termine della prima frazione, chiaramente da capire se il direttore di gara deciderà di assegnare un minuto di recupero o più. Sembra comunque difficile, visto che di fatto non si è mai perso tempo in questa prima frazione. Steri tiene giù per Santoro, rimpallo che comunque favorisce la formazione ospite. Scioni, attenzione, area di rigore, lato sinistro la sua conclusione, murata in calcio d'angolo. Anzi no,
probabilmente si ripartirà con una semplice rimessa dal fondo. Esatto, l'ultimo tocco è stato quello di Sandro Oscioni. Allora Nuorese di nuovo in possesso del pallone. Questo lancio lungo a cercare Dem, questa volta la posizione è regolare, il clamoroso buco da parte dell'estremo difensore del Budoni, ma si alza anche se con copioso ritardo. La bandierina dell'assistente protesta il tecnico della Nuorese, tutto il pubblico. Questa sarebbe una chiamata da controllare col VAR, ovviamente, però in eccellenza il VAR non esiste, per cui ai tifosi della Nuorese e a tutti gli addetti ai lavori rimarrà semplicemente il dubbio, ma tant'è, Nuorese vicinissima al gol del pareggio. 42 giocati. Cocco, pronto alla battuta di questo calcio di punizione dalla corsia sinistra. Cocco andrà col destro. Scodellata nel mezzo, insidiosissima, con la retroguardia del Budoni che allontana, poi Dem, pallone che rimane lì, fermato forse da un braccio di Diop, che però era di spalle rispetto al pallone. Difficile, veramente difficile pensare a un calcio di rigore in questa circostanza. E infatti il direttore di gara, giustamente a nostro avviso, lascia correre. Caparros, lancio lungo, Budoni che deve reagire, finale di primo tempo che, tolta l'occasione avuta da Sciori, nel frattempo seguiamo Santoro, limite dell'area di rigore, lato sinistro, ancora lui, prova a liberarsi di un avversario e poi è sfortunato il Budoni perché perde il pallone. Dem, il lancio è per lui, ancora il numero 9 ed è ottimo ancora Caparros che concede soltanto una rimessa laterale dalla destra alla formazione di casa. Un minuto e mezzo, secondo più, secondo meno, al termine del primo tempo, più eventuale recupero ovviamente. La Nuorese meriterebbe il pari per quanto mostrato fin qui. Verdazzurri che attaccano, Diop riconquista il pallone e poi forse si fa guadagnare un fallo, non è dello stesso avviso il direttore di gara. Dem finisce giù in area di rigore, tutto regolare per il direttore di gara. Seguiamo il contropiede del Budoni con Santoro che ha la meglio sull'avversario, finisce giù Santoro, c'è il calcio di punizione e c'è il cartellino giallo probabilmente per Di Nardo della Nuorese. Santoro che andava spedito come un treno in porta. Calcio di punizione dalla sinistra a favore del Budoni. Ospiti che però devono far presto perché ove non ci fosse recupero questo calcio di punizione potrebbe anche non essere fatto battere, dal momento che siamo entrati in questo momento nel 45esimo. Direttore di gara che però probabilmente fischierà la fine della prima frazione dopo che sarà stato battuto questo calcio di punizione, dopo l'evolversi di questo calcio di punizione. Unico monito del match fino a questo momento Di Nardo della Nuorese. Punizione che viene battuta in questo momento, scodellata velenosissima in area di rigore col pallone che rimane lì e con un fallo fischiato
in attacco al Budoni. Nella circostanza però un altro giocatore ammonito in casa nuorese e c'è da capire di chi si tratta. Se non ho visto male, De Vitis. Gioco fermo perché c'è un giocatore della Nuorese a terra. Nel frattempo siamo già oltre il 46esimo, per cui anche non volendo assegnare il recupero di fatto siamo nell'extra time. C'è da aspettare ovviamente che il giocatore in maglia verde-azzurra si riprenda per poter assistere alla battuta del calcio di punizione a favore della Nuorese, calcio di punizione sul quale sicuramente il direttore di gara Andrea Senes manderà le due squadre a bere un tè caldo, perché ce n'è proprio bisogno. Giornata autunnale, quella odierna a Nuoro. Giocatore della Nuorese che esce visibilmente claudicante, difficile immaginare che possa riprendere a giocare. Infatti il tecnico della Nuorese ha già mandato 3 ragazzi a scaldarsi. Nuorese quindi temporaneamente in 10, l'infortunato è esattamente Piriottu. Calcio di punizione battuto. Si continua a giocare nonostante il cronometro dica 48esimo. Staremo a vedere ancora per quanto si giocherà. Non si gioca più, arriva in questo momento il duplice fischio, per cui di fatto 3 i minuti di recupero. Allo stadio Frogheri si va a riposo sul seguente parziale: Nuorese 0, Budoni 1, per effetto della rete messa a segno al 22esimo minuto della prima frazione da Giacomo Santoro. Bella Nuorese, capolista, cinica quanto basta. Ci risentiamo per il secondo tempo. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. A Bosa, scenario di assoluta e indimenticabile bellezza, dal 1978 l'Hotel Al Gabbiano, struttura di tradizione e conduzione familiare, è pronta ad accogliervi per le vostre vacanze all'insegna del relax e del mangiar bene.
L'hotel offre ben 43 unità abitative, tra le quali 35 stanze ristrutturate di recente, tutte con aria condizionata, TV, frigobar e servizio wifi. A meno di 100 metri dal mare, con ristorante, pizzeria e area bimbi sempre a vostra disposizione. La struttura, con i suoi servizi di noleggio gommoni, biciclette, quad e scooter, rappresenta una scelta irrinunciabile per famiglie e giovani coppie. Hotel Al Gabbiano, fai spiccare il volo alle tue vacanze in Sardegna. Tutto pronto o quasi per l'inizio del secondo tempo di Nuorese contro Budoni. Bentrovati amici di Directa Sport, ben ritrovati amanti della TV del calcio sardo. Al termine del primo tempo parziale di 1-0 per il Budoni, per effetto della rete, segno al 22esimo da Santoro. Nel frattempo ne approfitto anche per correggermi, perché avevo detto che era stato monito Di Nardo, l'ha monito invece Rantuccio nella formazione di casa. Secondo tempo che rinizia con la Nuorese, che sarà la prima squadra a toccare il pallone. C'è da capire anche se c'è stato un cambio in casa verdazzurra. Nel frattempo si è appena ricominciati a giocare, quindi buon secondo tempo. Speriamo che sia come il primo, per grado di godibilità, perché cari amici, nella prima frazione, alla faccia di prima contro ultima della classe, ci siamo davvero divertiti. Subito il Budoni che prova ad attaccare e si guadagna una rimessa laterale dalla destra. Andrà Steri, però lascia il compagno, El Cadi. Pallone adesso per Santoro, che gioca all'indietro. C'è anche da capire se la Nuorese ha operato un cambio, perché Piriottu è andato fuori dal campo al termine della prima frazione, a dir poco claudicante. Si riprende a giocare con la Nuorese in possesso. Nuorese che non gestisce benissimo questo pallone, i verdazzurri però sono fortunati, almeno in parte, perché poi Di Nardo sporta il pallone direttamente in fallo laterale. Qualche errore di troppo in queste primissime battute della ripresa. Passato 1 minuto e qualche secondo. Scioni prova il destro, la palla che termina a centimetri dal palo sinistro. Budoni vicinissimo al gol del raddoppio. Panchine calde sia da una parte sia dall'altra. Nel frattempo il manto del Frogheri comincia a sentire la pesantezza della pioggia che cade ormai già da diverse ore, soprattutto sulla fascia. Qui alla sinistra della nostra postazione c'è una sorta di pantano, una sorta di vero e proprio pantano, alla destra dell'estremo difensore della Nuorese Calia, fuori dall'area di rigore. Nuorese che adesso va alla battuta della rimessa. Dem prova a conquistare la palla, non ci riesce, ma si conquista un calcio di punizione da posizione estremamente interessante, per una sorta di corner corto a favore della formazione di casa. Andrà Cocco alla battuta e andrà col traversone. Mischione in area di rigore. Senes va a controllare che tutto si svolga in maniera regolare. Nel frattempo Nuorese che è pronto a effettuare un cambio dopo questo calcio di punizione. Cocco, palla messa nel mezzo con la deviazione da parte di un giocatore verdazzurro, e pallone che è terminato sul fondo senza causare particolari brividi, va detto a Faustico. Deviazione che è stata di De Vitis.
proprio come era accaduto nella prima frazione. Secondo tempo che è cominciato all'insegna della vivacità offensiva soprattutto. Calia arriva su un pallone comodo. Nuorese che vuole provare a sbloccarsi, soprattutto in casa, dove sino a questo momento ha raccolto 2 sconfitte in campionato e 1 in Coppa. In questa stagione, ovviamente. Nel frattempo vi possiamo confermare che la Nuorese non ha effettuato cambi al termine della prima frazione e adesso c'è un calcio di punizione per fallo subito da Piriottu, che non è fortunatissimo quanto a falli subiti già nella prima frazione. Per un fallo subito era stato costretto ad abbandonare il campo anzitempo. Nuorese che prova a impostare ma lo fa oggettivamente male, allora rimessa dalla destra a favore della formazione ospite. Pallone per Santoro, che non ha un buon controllo, riesce a tenere il pallone attaccato ai piedi soltanto per un attimo però. Adesso Bussu che prova ad andarsene, il passaggio è sbagliato, subisce però fallo il numero 6 verdazzurro, per cui calcio di punizione a favore della Nuorese. Quando siamo nel 5° minuto del secondo tempo. Di Nardo prova a far correre Solinas, non vi riesce, 2 non si sono capiti. Giovanissimo Solinas. Nel frattempo c'è un cambio in casa Nuorese, primo cambio, sta uscendo Solinas e al suo posto entra Piu con la maglia numero 16 al 6° della ripresa. Non è l'unico però, perché entra anche Loi ed esce Puddu. Quindi doppia sostituzione. Ed è entrato anche Zola, quindi triplo cambio in casa Nuorese. Da capire però chi sia uscito per far spazio a Zola. Nel frattempo rimessa in favore del Budoni. Budoni che attacca, lo fa sulla destra. Questo traversone in mezzo con la difesa della Nuorese che allontana in maniera piuttosto affannosa. Budoni che usufruirà di una rimessa laterale in zona d'attacco con Diop pronto alla battuta. Diop che la gioca in area, a beneficio del compagno. Riesce a uscire almeno temporaneamente la Nuorese. Diop, altra rimessa laterale per Budoni, battuta, Santoro, ancora Diop, a mettere nel mezzo col mancino, velenoso, pallone allontanato. Nuorese che in qualche modo riesce a riconquistarlo. Gran mucchio selvaggio sulla sinistra. Nuorese che ancora riconquista il pallone, poi prova e riesce a guadagnarsi un calcio di punizione con De Vittis. A favore della formazione verdazzurra c'è stato un cartellino giallo per un calciatore del Budoni.
Punizione già battuta da Cocco, ancora lui in possesso di palla. Adesso la palla è per Bussu. Quindi il traversone tentato dal numero 19 Loi, sbagliato, ma nella sfortuna è stato fortunato Loi, perché c'è stata una deviazione, per cui primo corner della ripresa a favore della Nuorese. Solo uno battuto nella prima frazione, esattamente dal Budoni. Nuorese che attacca, palla messa nel mezzo con la retroguardia del Budoni che riesce almeno temporaneamente a allontanare. Poi attenzione, può partire il contropiede della formazione ospite con Santoro che pedala sulla sinistra, anzi no, Costui e Santoro, chiedo scusa. Pallone adesso per Diop che finisce giù, atterrato in maniera fallosa da Loi, che rischia nella circostanza intervento da Tergo. Battuta Diop sulla sinistra, potrebbe anche trarre in area di rigore, preferisce il traversone, palla nel mezzo con Calia che riesce ad arrivare su un pallone non facile dopo che Via era riuscito a colpirlo di tacco, ma come se non bastasse il pallone è stato ulteriormente deviato da un calciatore della Nuorese, diventando a quel punto difficilissimo da prendere. Calia che sta dimostrando attributi eccezionali. Santoro attacca ancora il Budoni, Meloni lato destro in area, scivola ancora Meloni, palla nel mezzo, la Nuorese riesce ad allontanare, ma il Budoni rimane in zona d'attacco, rimessa laterale dalla destra, pronto il Cadi che lascia l'incombenza a Santoro. 11 giocati nella seconda frazione. Santoro che la mette nel mezzo e poi il direttore di gara che vede un fallo commesso dal Budoni in attacco. Calcio di punizione per la formazione verdazzurra. Lui dall'altra parte il compagno, era buona l'idea, sbagliata però nella misura. Piriottu, Nuorese che attacca sulla corsia sinistra, Cocco lascia il pallone, guadagna una rimessa laterale con Piriottu, la Nuorese dalla sinistra. Rimessa battuta, De Murtas prova il destro, murato, De Murtas vuole la punizione, Senes dice che effettivamente la punizione c'è, cartellino giallo per Farris del Budoni, secondo ammonito nella squadra ospite, per cui pareggiato il conto degli ammoniti, 2 nella Nuorese nel primo tempo, 2 nel Budoni in questa ripresa. 13 minuti di gioco in questo secondo tempo, calcio di punizione da posizione defilata rispetto al cerchio, al semicerchio del limite dell'area di rigore, defilata sulla sinistra, ma chissà che da quella posizione De Murtas non possa far male, andrà col destro il numero 11 verdazzurro presumibilmente. Il direttore di gara controlla che sia tutto pronto prima di fischiare la ripresa del gioco. Eccolo qui De Murtas, destro, la palla che passa! È l'estremo difensore Faustico che riesce a tenerla lì. Non era semplice perché il pallone ha oltrepassato la barriera, tra l'altro passando a pelo d'erba,
velenosissimo, bravo Faustico. Nuorese che torna solo per un attimo in possesso del pallone, poi Santoro in qualche modo ancora la retroguardia della Nuorese che riesce a riconquistare il pallone. Verdazzurri che impostano nella propria metà campo con Piriottu, ora De Murtas che prova a liberarsi di due avversari, ci riesce solo temporaneamente, poi subisce forse fallo El Caudi, dice di no il direttore di gara, e poi lo stesso numero 2 del Budoni batte male la rimessa laterale, per cui ci sarà un controfallo. Nuova rimessa che sta per essere battuta dalla Nuorese, eccola qui, battuta però male. Nuorese che però riesce a riconquistare il pallone con Piriottu che, non fidandosi del pressing dell'avversario da dietro, preferisce concedere un fallo laterale. Quarto d'ora giocato, non si sblocca il punteggio dal 22esimo del primo tempo. Nuorese 0, Budoni 1, la decide Santoro. Va detto tra l'altro, caso molto singolare, che nelle 3 trasferte giocate in campionato sino a questo momento dal Budoni, tutte sono state decise per un gol, tutte di misura. Viene da pensare a quella col Calangianus, successo per 2-1, con i biancoazzurri a segno 2 volte nella prima frazione, poi a Ossi vittoria per 1-0, vittoria anche in casa degli Punti, sempre per 1-0. In questi casi il successo è giunto nella ripresa. Prova ad attaccare la Nuorese, lo fa con Loi sulla destra, Loi che termina a terra, ancora giù il 19 della Nuorese, squadra giovanissima quella verdazzurra, al passato assolutamente glorioso. Sedicesimo di gioco, rimessa per la Nuorese, battuta in questo momento. Questo lancio lungo a cercare il numero 14 che prova il mancino. Si trattava esattamente di Zola con Faustico costretto a indietreggiare di pochi centimetri, quanti bastavano però per arpionare il pallone. Nuorese decisamente più pericolosa del Budoni in questa ripresa. Nel frattempo Santoro non riesce a vincere il contrasto con l'avversario, allora Dem può partire la Nuorese sulla corsia di destra. Dem avanza per linee centrali, il direttore di gara gli dice di rialzarsi dopo che il numero 9 era terminato per terra. Allora attenzione al Budoni con Santoro che prova ad attaccare centralmente, perde però il pallone la Nuorese che adesso sta provando a dar tutto per provare a riequilibrare l'incontro. De Murtas, pallone sulla sinistra per il compagno, se non vado errato comunque, dando un rapido sguardo agli 11 giocatori rimasti in campo, mi pare quasi che sia uscito Cocco nella Nuorese per Zola. Budoni che adesso torna in possesso. Santoro subisce fallo da Bussu piuttosto evidente. Nel frattempo primo cambio anche nel Budoni. Sta entrando Lancioni e sta uscendo Vija al 19esimo della ripresa. Primo cambio nella formazione
ospite. Prestazione appena sufficiente quella di Vija, che ha avuto almeno 2 volte l'opportunità di entrare nel tabellino dei marcatori, una a dir poco clamorosa, con un gol mangiato dal lato sinistro in area di rigore. Poi nella seconda invece è stato bravissimo l'estremo difensore della Nuorese. Nel frattempo torniamo in cronaca diretta perché il Budoni attacca e lo fa sulla sinistra con Santoro che prova a mettere la palla nel mezzo, colpisce malissimo il pallone, vuoi anche perché proprio quella parte di terreno è quella maggiormente colpita dalle piogge incessanti cadute fino a pochi minuti fa. Pallone terminato direttamente sotto la curva, per cui si riprenderà con una rimessa dal fondo a favore della Nuorese. Rimessa battuta. Nel frattempo qui c'è un evidente tocco con un braccio da parte del neoentrato Lancioni nel Budoni, visto dal direttore di gara. Nuorese che prova a ripartire, attenzione a questa occasione con Zola, se non ho visto male, che era arrivato sul pallone, anzi non era Zola, chiedo scusa perché Zola è qui sotto la nostra postazione, ma tant'è, Nuorese ancora pericolosissima, è pronta alla battuta di una rimessa laterale, eccolo qui, Bussu che si libera benissimo, ancora lui, prova a entrare in area di rigore, preferisce il passaggio per lui, palla nel mezzo con il Budoni che riesce in qualche modo a salvarsi e il direttore di gara che ferma il gioco perché in campo c'erano 2 palloni. Si riprende a giocare una punizione a favore del Budoni, evidentemente per un fuorigioco fischiato alla formazione della Nuorese, il terzo di tutta la partita. Nel frattempo qui prova Scioni a servire un compagno, tentativo di passaggio però completamente sbagliato, e allora si riparte con una rimessa dal fondo a favore della Nuorese. Calia va alla battuta, poi completamente sbagliato il tentativo di De Vitis che intendeva servire un compagno alla sua sinistra. Rimessa laterale per il Budoni, già battuta, pallone che staziona al limite dell'area di rigore, Lancioni non riesce a servire prima di finire a terra, ora Diop che riesce ad alzare il pallone, attenzione, pallone che rimane lì, viene riconquistato dalla Nuorese con questo lancio a cercare Dem, la stoppa la maglia numero 5 Farris, e rilancia l'azione offensiva. Santoro, lato sinistro in area, prova a guadagnarsi un angolo, non ci riesce, poi ancora Santoro, palla nel mezzo con la Nuorese che rischia grosso, riesce però a salvarsi. Ora da quest'altra parte con Caparros che gestisce benissimo il pallone. Diop alza un campanile per Santoro, riconquista almeno per un attimo il pallone alla Nuorese, poi il traversone completamente sbagliato da parte di Scioni dal lato sinistro in area, con Calia che in questa circostanza ha rischiato grosso perdendo il pallone. Ovviamente le 2 squadre soffrono il terreno di gioco pesante. Ricordiamo anche quello che è il prossimo impegno della Nuorese, che domenica sarà di scena in casa del Taloro Gavoi, in una partita caldissima. Diop va alla battuta della rimessa, Santoro riesce
a lasciare il pallone in campo, entra in area, palla nel mezzo, cerca il golasso Lancioni quando aveva tutto il tempo per stoppare la sfera e concludere a botta sicura. Ancora una volta Budoni sciupone. Nuorese che rimette in gioco. Nuorese che ha sofferto le iniziative del Budoni in questi ultimi minuti. Dem prova ad andarsene sulla destra. Non ci riesce, ma comunque il numero 9 verdazzurro si guadagna una rimessa laterale. Nuorese che prova a offendere sulla destra con l'iniziativa personale di Di Nardo. Ancora il numero 2. Sfortunato nel rimpallo, il Budoni riconquista il pallone con Dominguez. Poi il Nuorese se lo porta direttamente sul fondo laterale, per cui rimessa a favore della squadra del Budoni, con Diop che va alla battuta. Cercato Santoro, non trovato però. Difesa della Nuorese che riesce a liberare. Prova sempre a costruire l'azione dalle fasce la squadra verdazzurra, che adesso perde il pallone. Se lo riconquista immediatamente Coco. Eccolo qui Coco, evidentemente allora non è lui il giocatore uscito al posto di Zola. Nuorese che attacca sulla sinistra, limite dell'area di rigore. Si riparte da Coco. Eccolo qui. Il destro, palla messa nel mezzo, c'è una deviazione, un tocco quantomeno sospetto da parte di Caparros, che mi era sembrato toccare inizialmente il pallone col braccio. Non ci sono però proteste, allora probabile che abbia visto male io. Dalla mia postazione Santoro intanto la mette nel mezzo con la difesa della Nuorese che ha buon gioco e può ripartire con il proprio numero 14 Zola. Zola che prova a guadagnarsi un calcio punizione e ci riesce. Di Nardo, pallone per Calia, rischia qualcosa qui la Nuorese con Coco che si guadagna un calcio di punizione. Proprio Coco sul punto di battuta. Nel frattempo la Nuorese è pronta a effettuare un'altra sostituzione. De Murtas tiene lì il pallone, siamo quasi al limite dell'area di rigore. De Murtas prova a mandare al bar l'avversario, palla messa nel mezzo con la retroguardia del Budoni che sia pure in affanno riesce ad allontanare. Entrerà De Sì nella Nuorese, quarto cambio. Budoni che adesso riconquista il pallone, attenzione, c'è questo lancio lungo, area di rigore, la conclusione, rete! Ha raddoppiato il Budoni col mancino vincente dal lato sinistro in area di rigore da parte di Meloni. Nuorese 0, Budoni 2 quando siamo giunti al 27esimo della ripresa e probabilmente l'equilibrio del match si interrompe così. Nuorese 0, Budoni 2. Nuorese già da qualche minuto stava dando segnali di cedimento psicofisico. I segnali sono stati inequivocabili. Meloni ha raddoppiato per il Budoni. Anche per Meloni, come per Santoro, Giuseppe Meloni è il quarto gol in campionato agganciato via. Staremo a vedere se la Nuorese avrà modo e tempo di sicuro, modo di riscattare questo secondo gol incassato. Sicuramente la Nuorese ha da recriminare per un episodio al termine del primo tempo che aveva coinvolto Dem, chiedo scusa. E nel frattempo torniamo in cronaca diretta perché il Budoni continua ad attaccare.
limite dell'area di rigore, lato destro, subisce fallo, se non ho visto male Lancioni, è proprio lui, calcio di punizione dal limite dell'area di rigore a favore del Budoni. Siamo letteralmente davanti alla mezzaluna dell'area di rigore. 2-0 che è un passivo comunque importante per una Nuorese che ci ha sempre creduto, e di questo va dato atto ai padroni di casa. Come vi dicevamo anche nella prima frazione, la forza, la cinicità del Budoni ha prevalso e sta prevalendo. Calcio di punizione che viene battuto con pallone che finisce dritto dritto sulla barriera. Non è però ancora finita. Lancio adesso per Diop, sbagliato Diop, che comunque sia applaudo l'iniziativa del compagno. Pronto il secondo cambio in casa Budoni. Entra con la maglia numero 16 Greco ed esce con la maglia numero 7 Steri, quando siamo alla mezz'ora della ripresa. E c'è un cambio anche in casa nuorese, probabilmente. E così infatti sta entrando Dessi ed esce De Murtas. Assolutamente positiva la prestazione di De Murtas, che dalla sinistra ha creato più volte problemi alla retroguardia della capolista. Budoni che a questo punto, anche se ovviamente è ancora molto presto per entrare in fase di commento, mancano 14 minuti, più eventuale recupero che ci sarà sicuramente, visto che sono stati effettuati già 6 cambi. Può andare alla sosta, alla propria sosta, diciamo così, col morale a 1000, preparare il tour de force che al ritorno in campo la vedrà opposta prima al Latte Dolce e poi al Taloro Gavoi in Coppa Italia. Scende anche la sera nel frattempo sul Frogheri di Nuoro e sicuramente il meteo non aiuta, e staremo a vedere se ci sarà bisogno dell'illuminazione artificiale. Riconquista la palla la nuorese solo per un attimo, però con Cocco. Chiaro che aver subito il secondo gol per la nuorese è stato uno schiaffo morale e non indifferente. Budoni che attacca, Meloni va a cercare Lancioni che viene strattonato da Rantuccio, finisce giù Lancioni e non ci sono gli estremi per il direttore di gara per l'assegnazione del calcio di rigore. Quinto e ultimo cambio nel frattempo tra breve in casa nuorese. Possiamo già vedere che a uscire sarà De Vitis. Piu. Gestisce la palla il Budoni nella propria metà campo. Squadra di Cerbone che conduce adesso con tutta tranquillità, prova ad addormentare il match. Nel frattempo prova anche a rendersi pericolosa Meloni, mette fallo sull'avversario, per cui si ripartirà con una punizione dal limite dell'area di rigore. A favore della squadra bianco-azzurra.
verde-azzurra, pardon. Altro calcio di punizione ancora a favore della Nuorese. Ed eccolo qui il cambio che vi stavamo prospettando, con l'uscita dal campo di De Vittis, quinto e ultimo cambio, e l'ingresso di Mastio al 34esimo della ripresa. Per cui di fatto non saranno di questa partita Sava e Cau, oltre al secondo portiere Bandinu. Pronta la battuta di questo calcio di punizione alla Nuorese. Pallone effettivamente troppo lungo per Zola, termina direttamente sul fondo. Budoni in possesso, Budoni che rischia tantissimo con Dem che riconquista il pallone, c'è il fallo con il secondo giallo e l'espulsione di Caparros. Attenzione, potrebbe cambiare l'incontro. Caparros espulso a 10 dalla fine. Ma quel che è peggio è che il numero 6 biancazzurro dovrà saltare il big match contro il Latte Dolce. Tornerà a questo punto in campo per la 10ª giornata. Sul punto di battuta Cocco. Staremo a vedere se sarà un calcio di punizione diretto. E così infatti la punizione con l'intervento spettacolare da parte di Faustico, che permette al Budoni di tenere il doppio vantaggio. Budoni che adesso tra l'altro si guadagna anche la rimessa laterale. Nel tempo mister Cerbone sta dando indicazioni ai propri ragazzi. 7 minuti alla fine più recupero. Calcio di punizione per il Budoni dalla propria tre quarti sinistra. Pronto Diop. Ci sarà a breve un altro cambio nel Budoni. Diop che lancia a lungo a cercare Santoro, anticipato. Ancora Diop. Alza un campanile. Rimane in possesso la formazione ospite. Diop dalla corsia a sinistra, palla messa nel mezzo. La Nuorese che la riconquista, Nuorese che aveva anche subito probabilmente un fallo nella circostanza. Piriottu. Questo lancio lungo con Farris che capisce tutto. E poi il fallo subito da El Cadi sulla corsia di destra. Pertanto punizione a favore del Budoni. Già battuto.
Un altro fallo ravvisato a favore del Budonik. Passa il tempo e il team di Cerbone è vicinissimo alla sua 7ª vittoria consecutiva, il che vorrebbe dire battere il record dello stintino la stagione 17-18 e lanciarsi a caccia del tortolì. Seguiamo intanto questo calcio di punizione battuto dal Budoni, pallone scodellato verso l'area di rigore con la difesa della Nuorese però che ha buon gioco. Tortolì, che lo ricordo, si fermò a 10 vittorie consecutive. Di Nardo, ancora lui, dopo lo scambio col compagno, prova a guadagnarsi una rimessa, non vi riesce, anzi il Budoni recupera la palla e potrebbe proporre la transizione offensiva a Santoro. Abbastanza evidente la differenza tra le due squadre, anche e soprattutto a livello di carta d'identità. Tutti giovanissimi giocatori della Nuorese, il futuro è sicuramente il loro. Pronto Diop alla battuta di questo calcio di punizione. Palla scodellata nel mezzo con la Nuorese che ha buon gioco. Nuorese che non è riuscita, nonostante la superiorità numerica, a creare particolari pericoli alla porta avversaria, se non tramite quel calcio di punizione battuto da Coco, sul quale Faustico ha dovuto fare un miracolo praticamente. Proprio Faustico, chiamato in causa adesso dai compagni. Lancio lungo. Nuorese che recupera il pallone, ma lo fa solo per un attimo. Nel frattempo 41esimo in corso. Santoro punta l'avversario, entra in area della sinistra, voleva forse il traversone, ha atteso troppo. Alla fine la formazione verde-azzurra è riuscita a recuperare il pallone. Dem parte da solo, punta l'avversario, ancora Dem e alla meglio Dominguez. Ottimo il recupero da parte del numero 8 del Budoni. Diop, Piu, Farris, Scioni, ancora Diop, Dominguez, Santoro, non c'è realmente più partita. Santoro, Diop, punta l'avversario, a cercare ancora Santoro che però viene atterrato alle spalle. Vede tutto Senes e comanda il calcio di punizione a favore del Budoni. Dal limite dell'area di rigore siamo di parecchio defilati sulla sinistra rispetto alla porta di Calia. Punizione affidata al mancino di Lancioni. Poco più di 2 minuti e poi scopriremo quanto tempo il direttore di gara vorrà recuperare. Lancioni, palla scodellata nel mezzo, il palo clamoroso del Budoni, vicinissima al terzo gol la formazione di Cerbone. Diop, pronto alla battuta della rimessa laterale, graziata poc'anzi la Nuorese. Adesso c'è un calcio di punizione fischiato anzi nessun calcio di punizione, chiedo scusa, semplicemente una rimessa laterale in favore del Budoni con Diop che va alla battuta, palla messa nel mezzo, batti ribatti con la Nuorese che riesce a riconquistare il pallone, poi palla che esce
con Rantuccio che aveva provato a evitare senza successo però il calcio d'angolo. È il primo di questo secondo tempo a favore del Budoni. Angolo battuto, oggettivamente male, pallone che esce addirittura dall'altra parte. Nel frattempo ci sarà un nuovo cambio in casa nuorese e allora evidentemente non sono 5 le sostituzioni che sono state effettuate. È pronto a fare il suo ingresso in campo Saba. E c'è un cambio anche in casa Budoni. Saba che entra al 90esimo. E con lui anche Ndiaye nel Budoni. Stiamo a vedere chi esce. Nella nuorese, se non vado errato, Di Nardo. Anzi no, Di Nardo rimane in campo. Nel Budoni invece esce Meloni, autore del secondo gol, il gol che di fatto ha deciso l'incontro. A breve vi diremo qual è il giocatore uscito. Nel frattempo 3 minuti di recupero. Vi diremo qual è il giocatore uscito nella nuorese. Vorrebbe trattare... Sì, chiedo scusa. Se non vado errato di Rantuccio. Potete passare in questo momento davanti alla panchina. Si appropinquia direttamente verso gli spogliatoi, è proprio Rantuccio. Anzi no, si accomoda in panchina. Ancora 2 minuti quindi da giocare, 1 minuto e mezzo per l'esattezza. Il Budoni che attacca con Ndiaye, appena entrato, una gran voglia il numero 18 del Budoni. Pallone recuperato dalla formazione di casa. Che adesso attacca al limite dell'area di rigore. Passaggio però sbagliato, allora il Budoni recupera. Cercato Ndiaye, che non riesce ad avere la meglio dell'avversario. De Murtas adesso. La nuorese. La messa nel mezzo, attenzione, nuorese che potrebbe provare la soluzione offensiva con Zola che prova a entrare nell'area di rigore, finisce giù. Calcio di punizione, ma secondo il direttore di gara è stato Zola a commettere fallo. Quindi De Murtas non era uscito. Nel frattempo 10 secondi al 48esimo. Un'occhiata al cronometro per Andrea Senes della sezione di Cagliari. È facile che il triplice fischio arrivi dopo il rilancio di Faustico. Staremo a vedere anche perché siamo al 48 e 5 secondi. Ancora si gioca. Ndiaye. C'è ancora un po' di tempo. Attacca il Budoni, lo fa sulla sinistra con Santoro. Forse l'ultima azione. Palla che esce. Il fallo laterale, l'ultimo tocco è stato proprio quello del numero 11 del Budoni.
Continua a giocare, siamo quasi al 49esimo. Mi rimangio quello che ho appena detto. Arriva in questo momento il triplice fischio da parte del direttore di gara Andrea Senes. Il pubblico del Frogheri applaude comunque i propri ragazzi che hanno dato il massimo contro la capolista, che fa 7 su 7 e fa un bel regalo al proprio presidente Salvatore Marroni, che sicuramente avrà guardato i propri ragazzi dall'alto, li ha visti bene vincere la 7ª partita. In altrettanti incontri il Budoni si lancia e si appresta a riposare nell'8ª giornata di campionato, preparando la partitissima della 9ª partita di campionato contro il Sassari Calcio Latte Dolce. Qui dal Frogheri è proprio tutto da parte mia, Giacomo Cheddu, ringraziando per la collaborazione Marcello Montis. Io vi saluto, cari amici di Directa Sport, e vi do appuntamento alla programmazione, ai prossimi appuntamenti della TV del calcio sardo. Grazie a tutti.